Un pomeriggio di fuoco e desolazione. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. E oggi ti porto nel cuore del Nuorese, dove un incendio improvviso ha devastato una stalla nell'agro d'Orgoso, lasciando dietro di sé un bilancio pesantissimo per un'azienda agricola locale. Prima di entrare nei dettagli di questa vicenda, ti chiedo un piccolo favore. Iscriviti al canale e metti like, così aiuti anche queste storie della nostra terra ad arrivare a più persone. È giovedì 12 marzo 2026 quando l'allarme scatta intorno alle 14:30. In località Pandelavai, nell'agro di Orgosolo, una stalla viene improvvisamente avvolta dalle fiamme, trasformandosi in una trappola mortale per decine di animali. I vigili del fuoco di Nuoro, partiti dalla caserma di Fontana Buddia, si sono trovati di fronte a una situazione già critica. Le fiamme, alimentate dai materiali presenti nella struttura, non hanno lasciato scampo. Tre le fasi cruciali dell'operazione. L'abbattimento del rogo, la messa in sicurezza per evitare che l'incendio si propagasse alla vegetazione circostante e la lunga bonifica per spegnere gli ultimi focolai sotto le macerie. Il bilancio è pesante per l'azienda agricola coinvolta. 25 pecore sono morte carbonizzate o soffocate dal fumo. La struttura è stata completamente devastata. Ma cosa ha scatenato l'inferno? Le indagini della polizia giudiziaria sono già in corso. Sebbene inizialmente si fosse ipotizzata una matrice dolosa, i rilievi tecnici dei vigili del fuoco sembrano escluderla. Non sono stati trovati acceleranti. Si fa strada l'ipotesi di una tragica fatalità, forse un cortocircuito o l'autocombustione di materiali. Una perdita zootecnica ed economica durissima per il comparto locale, in un territorio dove l'agricoltura è vita. Secondo te, si fa abbastanza per sicurezza delle strutture agricole isolate? Dimmi la tua. Se vorrei stare aggiornato sulle notizie e sui sviluppi di casi come questo, iscriviti al canale e lascia un like al video. Grazie per avermi ascoltato e a Sibiri.